Sì. Sopra il palco. Ok.
Buon pomeriggio, bentrovati, grazie di essere qui in diretta da Carbonia alla 17ª edizione del Sulcis Iglesiente Espone. Sono in compagnia del sindaco di questa città che oggi ci apre le porte nel segno di un'avventura iniziata un po' di tempo fa e che nel tempo registra sempre un maggiore e crescente successo. State per assistere a uno spettacolo unico e magico, perché la Sardegna delle tradizioni, questa cultura popolare che vive nei nostri paesi, nei piccoli e nei grandi centri, stasera si è data appuntamento qua a Carbonia insieme ai Mamutones, agli Estocadores di Mamoiada e Tumbarinos di Gavoi. Avete ascoltato i suoni della banda musicale Vincenzo Bellini, città di Carbonia. Siamo qua per vivere insieme davvero la bellezza di una Sardegna. Avremo degli ospiti che si alterneranno in questo incontro. La madrina di questo evento, Sandra Milo, che tra poco sarà sul palco con noi, ma vorrei che fosse proprio il sindaco di Carbonia, Pietro Moritto, a darvi il benvenuto qua in città, ma anche a tutti voi che ci state seguendo attraverso la diretta di Sardegna Live. Sindaco. Grazie mille Giuliano, grazie mille, buonasera a tutti, benvenuti a Carbonia, benvenuti in piazza, benvenuti qua a rappresentare oggi le tradizioni della Sardegna. Un momento particolare, un grande benvenuto a tutti i gruppi che si sono uniti per significare questa bellissima giornata di festa, quindi io non posso far altro che dare inizio a questa bellissima serata ringraziando coloro che da anni ormai organizzano questo bellissimo appuntamento. Grazie a te e grazie agli organizzatori per aver contribuito a realizzare, a fare di questo appuntamento un punto fisso in Sardegna. Vi trasferisco i saluti dei tanti sindaci e delle sindache che rappresentano anche i comuni che oggi vedremo sfilare, i gruppi che vedremo sfilare. Mi chiedono di trasferire alla nostra comunità un grandissimo abbraccio. Credo che questo possa essere un grande segno di unità per il nostro territorio e per la nostra regione. Buona serata a tutti. Grazie davvero. Allora, vedete già questo colpo d'occhio, vuol dire che stiamo proprio per iniziare. Il consorzio fieristico sulcitano ovviamente incamera l'impegno che da anni davvero impiega per organizzare questo evento, e più tardi ovviamente avremo anche la loro voce attraverso il presidente Mauro De Xantis. Ma allora facciamo una cosa. Alessandro, mi rivolgo proprio a te. Giriamoci insieme piano piano, tanto Cristina ci seguirà. Vai su questa piazza meravigliosa, come piace a me. Fate un applauso bellissimo perché stiamo per andare a cominciare. La banda riaccende i suoni e da questo momento parte questa meravigliosa avventura che è Carbonia in festa. A voi, musica! Ed ecco la banda musicale Vincenzo Bellini di Carbonia, diretta da Caterina Casula, associazione che nasce nel 1980 dalla passione per la musica di un gruppo di cittadini presieduti dal cavalier Salimbene, a cui si riconosce il merito di aver istituito a Carbonia il primo corpo bandistico. Dalle scale del Sagrato comincia la discesa delle formazioni folcloriche della Sardegna, che adesso andremo ad inquadrare con il gruppo folk Santa Giuliana di Serbariu. Il 18 dicembre del 1938 nasce ufficialmente la città di Carbonia, sorse in brevissimo tempo e venne a costare complessivamente 325 milioni di lire. La presenza delle miniere nel territorio dà inizio
a quella contingenza che per anni segna la fortuna ovviamente di tutto il Sulcis Iglesiente. Quest'anno il gruppo folk Santa Giuliana festeggia i suoi primi 40 anni, lo ha fatto partecipando a Sant'Efisio, alla cavalcata sarda di Sassari, e stasera ovviamente onorerà il suo importante compleanno anche qui a Carbonia. Ed è l'associazione Santa Lucia di Assemini che adesso guadagna l'ingresso. Chiedo ai gruppi di andare ovviamente verso questo percorso che li porterà nel cuore di Carbonia. Vedete gli abiti di Assemini, paese di antica tradizione della ceramica. Sorge nella pianura del Rio Cigerri, del Flumini Mannu e del Rio Sanugedda, a nord dello stagno di Santa Gilla. È la piazza Roma che ospita questo primo passaggio di percorso legato alle tradizioni, che vede a questo punto il gruppo folk di Domus Novas, intitolato e dedicato a Sant'Ignazio. Avanzano gli amici di Domus Novas. Dovete andare più spediti, ragazzi. Sant'Ignazio, il gruppo folk di Domus Novas, centro dell'Iglesiente, che sorge tra la pianura del Cigerri e il massiccio del Marganai. In passato è stato uno dei centri che traeva ricchezza dalle attività minerarie presenti nel territorio. Vedete inquadrata l'associazione che dà ovviamente il nome a un santo a cui la comunità è particolarmente devota, ed è un territorio ricco di vestigia archeologiche, e c'è un'area nuragica denominata Sadome Sorco e un pozzo sacro in località Pedru Cossu. Domus Novas. Le ali di folla che ovviamente accompagnano il passaggio delle formazioni consente a tutti di vedere da vicino il vasto lavoro delle associazioni culturali che nel tempo, così come fa Gonnesa in questo momento col gruppo folk Maria Carta, hanno inanellato per cementare quel percorso legato alle tradizioni, testimoni di memorie. E ovviamente per Gonnesa c'è una data certa, perché fu fondato questo centro nel 1774 dal visconte Gavino Asquer, e nella miniera di San Giovanni è stata scoperta la piccola grotta carsica di Santa Barbara, dalle pareti e dalle volte coperte di cristalli di barite, forse di età paleozoica. Continua il passaggio di Gonnesa e avanza un po' più speditamente il gruppo folk di Il Bono. Chiederei ai gruppi di camminare leggermente in maniera più accentuata, anche perché poi al termine di questa meravigliosa sfilata ci sarà un ballutundu da record, perché tutte queste formazioni si ritroveranno a Manutenta, come dice una canzone scritta dall'amico Peppino Bande, che accompagnerà con Roberto Tangianu i balli, per dare proprio adito a una piazza di ritrovarsi. Il Bono, ovviamente centro dell'Ogliastra, si trova in provincia di Nuoro e dista dal capoluogo 79 km, e vedete ovviamente anche Lanusei, centro poco distante da Il Bono, sempre nel cuore dell'Ogliastra, adagiato su un costone a forma di anfiteatro che domina sul mare. È proprio lì che sorge Lanusei, che dal 1927 è sede della diocesi vescovile d'Ogliastra. Vedete l'abbigliamento tradizionale che nasce da una ricerca che parte dal 1780 fino ai nostri giorni, ed è emerso col passare degli anni il vestiario tradizionale, che ha subito delle modifiche, ma che ha riportato anche alla luce alcuni pezzi storici. Ed è l'I Femmini di Gaddura di Loiri Porto San Paolo, una formazione tutta al femminile che in questo momento guadagna l'attenzione delle nostre telecamere, una località della Gallura, suddivisa in due parti, Loiri, il paesino, e poi il borgo marinaro di Porto San Paolo. Ed è l'una matrona a questo punto
al centro dell'attenzione, sorge in una conca della Marmilla e conta circa 2000 abitanti, poco meno, dista 60 km da Cagliari. Nel 1982 ha dato vita, unitamente ad altri 3 comuni, al consorzio turistico della Marmilla, Sacorona Arrubia. La tanta gente qui in Piazza Roma e lungo le vie di Carbonia ovviamente applaude al passaggio dei gruppi. Vedete ancora in questo momento inquadrato l'una matrona che termina il suo percorso. Ed è il gruppo folk Marianna Dessì, Stefano Uchedu di Masainas a questo punto a guadagnare l'attenzione del percorso, un altro centro del Sulcis, un paese sicuramente antico, ma non esistono notizie storiche precise sulla sua origine. L'abitato si è sviluppato attorno ad una chiesetta dedicata a San Giovanni Battista, monumento di particolare rilievo. Il primo nucleo oggi è la cappella interna della chiesa. È fortemente presente il territorio del Sulcis Iglesiente, anche perché qui nasce 17 edizioni fa questo grande evento che mette insieme tutti quelli che producono nelle varie forme d'arte. Il gruppo folk Sant'Ignazio di Musei, in questo momento inquadrato, conferma quello che stiamo dicendo. Il territorio è ampiamente rappresentato in tutte le sue comunità. In questo caso il piccolo centro del Sulcis Iglesiente è situato in una collina dove si affaccia al confine del Cigerri e risale al periodo nuragico, come confermato da pietre che lo testimoniano e lo documentano. Nel 1785 Musei fu dato in feudo ai marchesi di Villacidro, da dove si suppone che derivi il dialetto locale, il quale è nettamente diverso rispetto a quello dei centri limitrofi. Una bella rappresentanza quella di Musei, che ovviamente porta il nome di Sant'Ignazio e nasce nel 1972 per riscoprire le tradizioni e organizzare attività. E da Musei a Narcao con il gruppo folk Ismeureddus. Altro centro protagonista e memoria storica dell'epopea mineraria del Sulcis, è famoso per il villaggio minerario di Rosas, esempio di archeologia industriale divenuta attrazione turistica. Vedete anche i piccoli, i nascituri di un futuro da garantire e da affidare alle nostre tradizioni grazie all'amorevole cura dei genitori, insomma, che portano, presumo, alla prima loro sfilata questa piccola creatura già con il suo abitino delle tradizioni. Narcao è presente con questa formazione e furono i monaci benedettini ad occupare le fertili campagne di Narcao attorno al 1000 e a loro si deve il campanile della parrocchia di San Nicolò, patrono celebrato a metà agosto. E dopo Narcao è l'Ogliastra ad essere protagonista e sono diversi centri di questa parte di terra incantevole dove la bellezza regna, segnata lungo il versante orientale della Sardegna. Sono 23 i paesi dell'Ogliastra e l'origine del suo nome, secondo alcuni, deriva dagli olivastri di cui è ricco il territorio. Altre fonti rimandano ad un grande monolito che sorse sul mare a nord di Santa Maria Navarrese, denominato Agugliastra. E torniamo non solo nel territorio del Sulcis Iglesiente, ma addirittura nei pressi di Carbonia, a Santa Maria di Flumentepido. E il rio Flumentepido attraversa la località da cui prende il nome ed è parte ovviamente di Carbonia e dista 5 chilometri circa dal luogo in cui ci troviamo. Si tratta di una frazione molto caratteristica con case in pietra bianca e nel suo territorio sorge anche la piccola chiesa campestre di Santa Maria, costruita nell'XI secolo in stile romanico e una sola navata. Come le altre frazioni della zona, anche Flumentepido ovviamente ha vissuto negli ultimi anni una trasformazione in chiave moderna con nuovi edifici e l'istituzione di tanti servizi. Per non parlare poi delle attrattive archeologiche, il nuraghe di Costa Lallai e tanti altri motivi per visitare Flumentepido e tutto il territorio di Carbonia.
Una grande festa che a questo punto incontra il gruppo folk San Giacomo e Sant'Anna di Perdagius. Non sono voluti mancare al nostro appuntamento gli amici di questo piccolo centro della Sardegna sud-occidentale, anche lui protagonista dell'epopea mineraria del Sulcis, legato a tradizioni agropastorali, artigianali ed enogastronomiche. Il toponimo significa pietroso o pietraia e riflette la conformazione del territorio e abbondanza di materiali littici delle colline circostanti, tra cui Monte Sorco. Vedete gli amici di Perdagius, abbiamo ben 2 formazioni di questa località, distinte poi anche nella collocazione del nostro percorso. La seconda la saluteremo più tardi. Grazie anche agli amici di Perdagius per aver accettato il nostro invito. È la prima volta che Carbonia ospita un evento così imponente legato alle tradizioni. Sono oltre 30 le formazioni che animeranno il percorso e pensate che alla fine saranno quasi 700 gli attori, i protagonisti della tradizione che animeranno un ballutundu in piazza accompagnato dall'organetto di Peppino Bande e dalle launeddas di Roberto Tangiano. Davvero grande festa questa sera a Carbonia, e Carbonia in festa davvero presenta il suo meglio, come in questo caso Portoscuso con l'associazione Saturri, un centro che si trova nella costa sud-occidentale della Sardegna e la sua nascita potrebbe risalire al 1593. La torre è il simbolo della rinascita di Portoscuso ed è rappresentato quindi da questa torre che si innalza da secoli su uno sperone roccioso e domina tutto il golfo circostante. A questo simbolo ovviamente l'associazione culturale di Portoscuso ha voluto dare il nome di un progetto culturale che rimette insieme le parti dell'abbigliamento tradizionale, ma anche tante iniziative che loro organizzano a supporto di una cultura da difendere, da divulgare e da tramandare. Portoscuso, che nacque come luogo in cui i pescatori di tonno e di corallo, ora introvabile, decisero di fondare l'abitato. Grande tutto il territorio del Sulcis Iglesiente, e questa manifestazione è un po' la sintesi dello spirito di questa iniziativa che ieri ha trovato nei sindaci del territorio riuniti, come diceva prima Pietro Moritu, sindaco di questa città, un senso di comunione, di unità, perché questo deve essere un po' il significato di questa grande festa che mette insieme, pensate, 300 attività. E qui vediamo un altro momento legato alle tradizioni. Quartu Sant'Elena con Floris de Berano, una delle associazioni più importanti della terza città della Sardegna, che sorge sulle rive dello stagno di Molentargius, un volto moderno ma che ha saputo conservare questo battito d'antico grazie ad associazioni come quella di Floris de Berano, che ogni anno organizza un evento benefico a favore dei bambini e di quelle strutture oncomatologiche che li ospitano, come le famiglie, quindi hanno anche un cuore tenero oltre che una forza nel divulgare col ballo, con l'abito tradizionale, uno dei più belli dell'isola. Guardate i gioielli che indossano. Tutti i viaggiatori che sono passati in Sardegna hanno sempre evidenziato la bellezza e la meraviglia dell'abito tradizionale di Quartu Sant'Elena per la sua regalità. E grazie davvero a Floris de Berano per aver accettato il nostro invito. Il gruppo folk Sant'Isidoro di Samassi, il nome Samassi è stato già attestato nel 119. In un colle del centro storico spicca un gioiello architettonico romanico ed è la chiesetta di San Geminiano, Santo Millano per gli abitanti. Vedete questo primo piano, 3 giovani donne che ovviamente portano con fierezza l'abito di un'appartenenza che in questo caso rappresenta un altro territorio della nostra isola. Tutta l'isola oggi è rappresentata qui a Carbonia. La chiesa maggiore è la parrocchiale gotico-aragonese della Beata Vergine di Monserrato, realizzata in blocchi di tufo a fine del XVI secolo.
Samassi, protagonista, come anche il gruppo folk arcidanese, San Nicolò d'Arcidano, paese situato nella piana del Campidano in provincia di Oristano, tra le province di Cagliari e Oristano. Produce pomodoro, uva buona per fare il buon vino. A 8 km c'è il massiccio del Monte Arci, di origine vulcanica, ricco di bosco, sentieri e scorci di rara bellezza. Potete ammirare anche qui le donne che fanno un gruppo a parte all'interno di questa associazione arcidanese, Is Messaiedas, portano il loro ballo, la loro gentilezza. E vedete anche questi canestri, questi contenitori, così come le donne di una volta. Gigliola in questo momento inquadrata, è un po' la figura che rappresenta tutto il gruppo, e guardate che meraviglia questo ritratto che ci portano queste 5 donne che segnano il loro passare tenendosi di fianco. Veramente un bel momento anche quello offerto da San Nicolò d'Arcidano. Tanta gente in questo pomeriggio domenicale che ha voluto centrare a Carbonia un appuntamento legato alle tradizioni. Avanzano gli amici di San Sperate, li vedete in questo momento sul sagrato della chiesa di San Ponziano. Amigus è il nome della formazione di San Sperate, una storia antichissima, quella che segna un paese ricco anche di testimonianze, come i numerosi resti ritrovati che danno proprio modo di poter affermare che il territorio è sempre stato abitato e coltivato, e non mancano le testimonianze della dominazione punica avvenuta nel IV e III secolo a.C. nel territorio di San Sperate. Infatti sono state scoperte 4 necropoli puniche e l'antico abitato da cui esse dipendevano. E nel 1876, durante uno dei primi scavi che si sono succeduti nel tempo, è stata inoltre ritrovata la maschera ghignante, unica nel suo genere per la pregevole fattura con cui è stata realizzata. San Sperate ha dato i natali a Pinuccio Sciola, un grande artista di sempre, ed è un museo a cielo aperto. Ed è un applauso veramente scrosciante quello che accompagna gli amici di San Sperate, e lo vogliamo rinnovare a beneficio di tutti i suoi componenti. Ed è Sant'Antioco a questo punto, con queste donne meravigliose che avanzano a rappresentare un'altra parte del Sulcis. C'è un documento esclusivo sul santo martire Antioco che dà prova che questo manoscritto del 1466, ritrovato in un archivio a Torino, ha rimodulato il calendario per quel che segnava la festa del patrono, che è nata prima della scoperta dell'America. Quindi ha portato un po' le lancette dell'orologio indietro, e questo documento sposta di fatto di 54 anni il numero delle sagre storicamente accertate in onore del martire sulcitano. L'isola di Sant'Antioco fa parte dell'arcipelago sulcitano ed è unita all'isola madre da un istmo artificiale lungo circa 3 chilometri. E vi invito ad ascoltare i suoni del Carnevale di Gavoi con i tumbarinos, suono di comunità di un carnevale unico e speciale. Vi lascio l'ascolto di questi suoni. E dalla Barbagia, rappresentata da Gavoi, che poi tornerà in piazza con i suoi suoni, torniamo
nella provincia di Oristano, San Vero Milis è collocato a ridosso della catena del Montiferru, un territorio che caratterizza per la varietà degli ambienti. Il nome San Vero Milis deriva dalla trasformazione avvenuta nel Medioevo della denominazione originaria di San Teodoro, dovuta alla presenza di una chiesa dedicata a questo santo, ubicata probabilmente sotto l'attuale parrocchiale di Santa Sofia. La giunta di Milis sta ad indicare che il paese è situato nel Campidano, parte di Milis, antica curatoria medievale. L'artigianato arricchisce ovviamente questo centro, particolarmente numeroso oggi a Carbonia, a rappresentare una vitalità anche di questa associazione che con questa botte ci dà anche un segnale del gusto lì prodotto con la vernaccia, con tutto ciò che si può anche utilizzare per un brindisi che noi vogliamo rivolgere idealmente a tutti i presenti, a coloro che ci seguono da casa, per questa grande festa che oggi Carbonia ha voluto organizzare con il Sulcis Iglesiente Espone. E ovviamente anche l'arte della cestineria sanverese merita una nota perché in tutta l'isola ovviamente è rinomata. Sacque Dolus di Settimo San Pietro, il Campidano di Cagliari, centro che sorge a 13 km dal capoluogo di regione. La chiesa di San Giovanni Battista, ampio sagrato, consacrata nel 1442. Vi invito ad apprezzare anche l'abbigliamento di Settimo San Pietro, che calca proprio la bellezza e la maestosità di tutto il territorio. Il campanile della chiesa è il più alto del Campidano. E ovviamente questa associazione è una delle diverse che portano alto il nome di questa località, nel ballo, nella ricerca dell'abito tradizionale, nella produzione e promozione di eventi culturali. Complimenti agli amici di Settimo San Pietro, e Simagis è al centro del nostro racconto. Non tutti sanno che la Sardegna ha dato i natali a 2 papi, uno di questi, entrambi tra l'altro vissuti nel 400, ha origini di Simagis, San Simaco, l'altro Ilario. A San Simaco ovviamente è dedicato anche il nome del sodalizio che oggi ospitiamo, ed è nato nel 1971. Il patrono si onora il 19 luglio, che corrisponde con la data della sua morte. E grazie ovviamente agli amici di Simagis, e ospitiamo Teulada, che si trova nella zona sud-occidentale della Sardegna. Il cappello a larghe falde di feltro grigio che indossano gli uomini è uno degli elementi distintivi e caratterizzanti dell'abito tradizionale di questo centro, e ogni volta che c'è un raduno del folklore, delle tradizioni popolari, i costumi di Teulada suscitano sempre interesse e attrazione, tra i più riconoscibili proprio per questi particolari che abbiamo enunciato. L'abitato di Teulada si trova nella zona sud-occidentale della Sardegna, a 65 km da Cagliari, con Capo Teulada, che è la punta estrema dell'isola. Vi lascio l'ammirazione per questa meravigliosa formazione ospite. Ismesaiedus de Uda, Uta, protagonista subito dopo Teulada di questo incontro. La chiesa di Santa Maria, risalente al XII secolo, è un eccezionale esemplare di architettura romanica, dichiarato monumento nazionale. Vedete anche gli attrezzi del mestiere che rievocano gli antichi mestieri, appunto, soprattutto di origine contadina, legati all'allevamento, alla pastorizia. Ed è molto bello questo quadro che Uta oggi disegna per noi, quindi non solo un passaggio in un abbigliamento che riporta ovviamente alle antiche origini, ma anche questo carretto che traina ovviamente gli elementi di un raccolto, ma anche di un artigianato allora considerato povero, ma che rappresentava tutta la ricchezza. Davvero una bellissima manifestazione quella che oggi ospita Carbonia in festa. Ed è Villa Sor che non manca al nostro appuntamento con il gruppo folk San Biagio, altro centro agricolo e commerciale
situato nella feconda pianura del Campidano a 26 km da Cagliari. Sorres deriverebbe dal latino orreum, che significa granaio, in riferimento alla grande produzione di grano per il quale venne scelto come luogo di raccolta. E poi il castello, che è veramente un altro gioiello di Villasor, e San Biagio, a cui la formazione dedica il suo nome. Sono anche dei trallallera che accompagnano il passaggio della formazione di Villasor. Sant'Isidoro, siamo ancora a Carbonia, frazione Barbusi. Piccola frazione di 500 abitanti circa, devozione e ricerca della memoria storica del paese sono i sentieri percorsi da Ismessaios di Sant'Isidoro, e li vedete in questo momento inquadrati, con questo gioco di alternanze anche tra formazioni. Intanto che li accompagna. Bellissima questa immagine di Carbonia, Barbusi, davvero un territorio che con le sue associazioni ovviamente anima i sentieri. Intanto vedete la torre campanaria della chiesa di San Ponziano qui in piazza Roma. E questo apparente vuoto, questa sosta, in realtà è voluta e precede sempre un ingresso, che è quello dei mamutones e degli socadores di Mammoiada, immagine simbolo della Sardegna, e li vedete in questo momento inquadrato, un vissuto, uno stato d'animo, un trasporto emotivo. Il primo documento iconografico di Mamutone completa di maschera, pelli e campanacci risale agli anni 30 e si tratta di un disegno di Umberto Bonetti. Cambosu li ha celebrati e tutti quelli che si sono avvicinati a questa immagine simbolo di Mammoiada della Sardegna intera ne sono rimasti catturati e affascinati. Mamutones e i socadores di Mammoiada. Peppino, posizionatevi già perché siamo...
Questo è il passaggio dei Mamutones e degli Socadores di Mamoiada. Come vedete il loro percorso anima anche i presenti. Tra poco ovviamente concluderanno il percorso e al rientro ci regaleranno proprio quella che è la rappresentazione di una danza, così è stata definita da alcuni studiosi, per restituire il senso di quella cadenza che commuove e coinvolge, mette insieme i ritmi di una Sardegna arcaica che loro rappresentano. Non ci sono origini precise a documentare la nascita. Ci sono diverse teorie che accompagnano ovviamente la storia di Mamutones e Socadores, ma c'è soprattutto questo suono che mette in evidenza il fascino di una storia, la nostra. E vedete il passaggio dei Mamutones e degli Socadores di Mamoiada, che adesso ovviamente completeranno questo percorso che attraversa il cuore di Carbonia e che tra poco vedrà rientrare, proprio una questione di minuti, gli amici della prima formazione che ha aperto insieme alla banda ovviamente tutto questo viaggio in Sardegna. Potete tornare con le telecamere qua sul palco, anche perché tra poco questa piazza si animerà con questa danza meravigliosa che coinvolgerà tutti, gruppi folk e non solo, perché vorremmo proprio per la prima volta vedere la piazza Roma piena di gente che balla, e questo succederà. Quindi vedete ancora ovviamente questo movimento libero nella piazza, ma immaginate che tra pochi minuti si colorerà con tutti quei protagonisti della tradizione che fin qui ci hanno offerto una carezza, lo spazio di un racconto. E io vi posso testimoniare che il clima che si registra qua stasera a Carbonia è davvero unico e magico, perché mette insieme appunto questi colori della Sardegna, ma la Sardegna senza musica, che spesso nasce dai suoi silenzi, non sarebbe che una terra bella ma muta. E allora noi le diamo un suono attraverso Peppino Bande, che è qua alla mia sinistra, e Roberto Tangianu, che alla mia destra ovviamente ci regala con il progetto Paesaggi Sonori un primo momento, e saranno loro poi tra poco ad accompagnare tutta la danza che animerà Piazza Roma con i protagonisti della tradizione. E quindi applauso per Roberto Tangianu e Peppino Bande. Carbonia in festa!
che dirvi? Più forte e più bello l'applauso! Evviva la Sardegna! Evviva Carbonia in festa! Sì, facciamolo questa sorta di valzer, io e voi, perché tutto intorno abbiamo una Sardegna incredibile e che in un colpo d'occhio solo forse non si era mai vista. Merito di Piazza Roma, che sembra nata tanti anni fa per ospitare un evento come questo, nel segno dell'accoglienza, delle persone che si tengono per mano. E ancora non è finita, perché i gruppi che erano al termine della processione ancora stanno andando a completare questo mega cerchio, questo luogo di volti, di cuori, di persone che in questo momento si stanno tenendo per mano e che tra poco animeranno una danza. Il Sulcis Iglesiente espone è anche questo, una Sardegna che si ritrova, vi racconta, che vuole unirsi dentro un... Facciamo una cosa, tutti noi che siamo intorno vogliamo fare un applauso ai protagonisti della tradizione? Vincenzo, facciamo un giro noi, applauditevi, applauditevi. Voglio che questo applauso sia catturato dalle telecamere di Sardegna Live. E io non so se oltre agli occhi ci siano altri elementi che possano catturare un'emozione così grande, ma quello che accadrà di bello deve ancora arrivare, perché Roberto Tangianu e Peppino Bande a questo punto accendono i suoni della festa per un'isola che danza. Evviva Carbonia, evviva la Sardegna!
Vorremmo che tutta la piazza si unisse ai nostri gruppi folk per ballare insieme. Una grande festa di tutti, la grande festa di Carbonia. Fate molti cerchi e divertitevi.
Ma senza di voi che festa sarebbe stata quella di stasera? E quindi datemi due mani ciascuno per fare un bellissimo applauso a Peppino Bande e a Roberto Tangianu. Vieni Roberto, vicino. Vi dico solo che fra meno di 4 minuti, tu preparati perché c'è la tua canzone, fra meno di 4 minuti qua sul palco ci sarà, credo, ma a giusto titolo, perché io ho già avuto il piacere di essere a pranzo con lei e sono rimasto, come tutti quelli che erano al nostro tavolo, innamorato di questa donna, della sua esperienza, del suo fascino, di tutto ciò che rappresenta con la sua storia, che non è memoria, ma è una visione sempre aperta verso il futuro. Quindi tra pochissimi minuti accoglieremo sul palco ovviamente Sandra Milo. Vi regalo anche questo, che non lo voglio perché devo cantare la mia canzone, che voglio dedicare a tutti i gruppi folk presenti. Avvicinatevi al palco, avvicinatevi, così uno accogliamo fra poco Sandra Milo e due accogliamo anche i Mamutones, gli Socadores di Mamoiada, che faranno una rappresentazione anche in onore dell'ospite d'onore che stasera abbiamo qua in piazza. Ma io ho un'altra sorpresa ed è lei,
la mia metà. Sapete che un anno fa ci siamo sposati, non l'ha saputo nessuno, a Busacchi, ci sono le prove. Lo sai tu che sei mia moglie? E allora la canzone che voglio cantare insieme a Laura Spano, applausi, e a Manu Tenta, che ha scritto questo omino qua, vieni avanti, avanti, insieme a Nicola Loi. A Manu Tenta è il titolo della canzone, cantatela con noi. Applauso! Ballande lutto tu pare, su ballo a s'antiga moda, tu due sì che s'arroda, ti paghe di inghiriare, a passo deve tornare, a su sono cadenzato, dal sao che accompagnato, a Bolu deve andare. Rosa festa de Ocannu, ballate tutto in allegria. E ciue casermannu in mezzo de sa pizzinnia. Alligrata su coro, l'intendo in suo sentidos, che noi dos ardente chier ballende a Manu Tenta. Malligrada in su coro, l'intendo in sus sentidos, che a noi dos ardente chier ballende a Manu Tenta. In sa festa deida Sulle mani! gustano a melodia, fa che saida contenta, ballo canto e poesia, unidos a Manu Tenta. E l'intendenza intragna bocate notas de armonia, arta in sa montagna donosa e sao che mia, malligrada su coro, l'intendenza sentidos, che noi dos ardente chier ballende a Manu Tenta. Malligrada su coro, l'intendenza sentidos, che noi dos ardente chier ballende a Manu Tenta. In sa stessa deida e si intende in sos passos chi ti rienne mi fa che ballare sos pizzinos chi sungirende a ballutundu e si prende in suo braccio su un pare a giugende ti fa che bisare tu ballare giuga in su coro giogundu in sa festa deida. Evviva Carbonia! Malligrare su coro, l'intendenza sentidos, da noi dos ardente chier ballende a Manu Tenta. Malligrada su coro, l'intendenza sentidos, da noi dos ardente chier ballende a Manu Tenta. In sa festa deida. Mamma mia!
Doriana, come stai? È bella questa festa, eh? Batticuore? Tanto batticuore. Allora facciamo così. Ce ne facciamo un'altra? Dai. La mia ultima canzone che ho condiviso proprio con Laura e tutto il gruppo di Isola in Festa ha per titolo Sonos de Maia. Ne ho fatto una versione da single e una versione con mia moglie. Stasera voglio cantare quella con mia moglie. Perché un anno fa noi ci siamo sposati. Ti ricordi? Siamo usciti dalla chiesa di Busacchi, vestiti in abito tradizionale, c'erano tutti, hanno fatto festa con noi. Forse nella vita non lo saremo mai, ma nell'arte noi due uniti, for sempre. Va bene? Laura Spano, Sonos de Maia. Insieme! Nel tuo canto silenzioso splende poesia, soffia dolce in fondo al cuore la tua melodia. E ora un ballo e un cerchio di stelle intorno a me. I suoni della terra sono casa mia, i sorrisi della gente, affetto e allegria, danze e colori, impronte d'amore Nell'anima, limba, sarda de sanzente, ballus escomente, lu che intres anima, ses armonia che lu, festa de Sardigna, sonos de Maria, pros amore de esa terra in cumpanzia. Dessa terra in cumpanzia, i tuoi occhi di cristallo come il mare riflettono la luna, sognano le onde, in ogni angolo sei paradiso, terra mia. Limba, sarda de sanzente, ballus escomente, lu che intres anima, ses armonia che lu, festa de Sardigna, sonos de Maria, pros amore de esa terra in cumpanzia. Dessa terra in cumpanzia. Dessa terra in cumpanzia. Dessa terra in cumpanzia, limba, sarda de sanzente, ballus escomente, lu che intres anima, ses armonia che lu, festa de Sardigna, sonos de Maria, pros amore dessa terra in cumpanzia. Limba, sarda de sanzente, ballus escomente, lu che intres anima, ses armonia che lu, festa de Sardigna, sonos de Maria, pros amore dessa terra in cumpanzia. Grazie davvero, grazie di cuore. Io vorrei vicino a me sul palco Alessandro Secchi, spero sia nei paraggi. Alessandro lo vorrei qua e vorrei anche Michele Stivaletta insieme a Mauro De Sanctis, perché mi piacerebbe adesso, prima di ospitare Sandra Milo e i Mamutones di Mamuiada in piazza, avere loro vicini. Vieni qua Alessandro. Questo ragazzo oggi è stato il nostro preziosissimo angelo custode, perché
tutte le centinaia di protagonisti della tradizione hanno avuto un ascolto paziente e un lavoratore infaticabile in lui. Un applauso per Alessandro. Grazie Alessandro, grazie davvero. Chi ti ha fatto disperare di più? Fuori i nomi. Giuliano Marongiu. Quello sempre, però non solo oggi, grazie. C'è Michele Mauro. Michele, Mauro, venite sul palco. Allora, Michele, abbiamo aperto questo incontro col sindaco di Carbonia, che adesso accompagnerà tra poco Sandra Milo qua vicino a noi. Sarà lui il cavaliere, giustamente primo cittadino. Ma vicino a me vorrei l'assessore delle attività produttive che sovraintenda l'organizzazione di questo evento, Michele Stivaletta, un applauso, e Mauro De Sanctis, che è il presidente del consorzio fieristico sulcitano. Iniziamo da te, Michele, ci diamo del tu perché ormai questa frequentazione ha legato anche una bella amicizia, quindi mi fa piacere poterlo dire pubblicamente. Prego. Grazie, non mi aspettavo neanche l'intervento, quindi eravamo, però io... mi fa piacere, io sono onorato di fare questo saluto. Prima ha aperto il sindaco della città e come assessore alle attività produttive e al turismo non posso che essere felice e orgoglioso di vedere la nostra piazza così gremita. Noi ringraziamo tutti i gruppi folk venuti da tutta la Sardegna perché vedere la piazza che balla è un qualcosa che fa sempre piacere. E poi la cosa più emozionante di oggi, quando tua madre ti abbraccia e ti dice bello vedere la piazza così, io mi sono girato, mi stava uscendo la lacrima, mi sono spostato un attimo perché era... Però è veramente emozionante vedere la città in festa. Grazie a tutti per essere a Carbonia e per essere qui a divertirvi con noi. Grazie e grazie. Grazie davvero. Tra poco vi ripeto, come arriva Sandra, i Mamutones di Mamuyada ci regaleranno veramente questo rito senza tempo e subito dopo io sono contento di onorare qua a Carbonia i 40 anni del gruppo folk Santa Giuliana di Serbariu, che si avvicinano già perché ci regaleranno una danza nel finale di questa prima parte, perché sapete che stasera c'è la partita Bari-Cagliari, perché si dice così in quanto si svolge a Bari, ma si svolgerà anche qua in piazza Carbonia, perché noi proietteremo tutto su questo schermo e condivideremo il sogno di fare quel salto. Stanotte non abbiamo dormito nulla pensando a noi che tiravamo quel calcio fatidico in porta per fare gol. E tu lo hai fatto ancora una volta insieme al consorzio fieristico sulcitano con questa edizione, la 17ª. A te il saluto e poi introduciamo gli ospiti. Buonasera a tutti, sarò brevissimo perché non ho più voce. Io credo che il gol più importante l'avete fatto voi che siete venuti da tutta la Sardegna. Scusate la voce. Quindi l'applauso più forte, più caloroso è per voi. Grazie davvero. E per tutti gli ospiti che oggi sono venuti a vederci. E poi un altro calorosissimo applauso a chi con noi, col Consorzio Fieristico Sulcitano, ha ideato e fatto sì che questo stasera venisse. Un grazie particolare a questa forza della natura, Giuliano Marongiu. Di più! Guarda che ti va via anche quel po' che ti è rimasto. Hai ragione, ma era dovuto. Davvero grazie e complimenti a tutti e speriamo l'anno prossimo essere ancora più numerosi. Noi lavoreremo per fare questo. Grazie davvero a tutti, buona serata. Mauro, mi devi controllare se Sandra è vicina perché... c'è già? La macchina è arrivata, perfetto. Fermi lì, non la vedrete finché non è qua. Sarà un'apparizione, la vedrete. E poi entra solo col sindaco e allora facciamole sentire più forte e più bello l'applauso di Carbonia e della Sardegna, la regina Sandra Milo. Un bellissimo applauso. Mi date una ben trovata, grazie di essere qua. Venga al centro perché, guardi, forse lei adesso era un po' distratta dai rumori di sottofondo. L'applauso era questo, com'era? Grazie, buonasera a tutti.
che meraviglia, quanti siete! È bellissimo, è una festa grande proprio. Grazie di essere qua. Io sono molto felice di essere a Carbonia, che conosco, ho degli amici qua carissimi. Tra l'altro un ragazzo che magari qualcuno di voi conosce, che si chiama Fausto Mazza, e che qualche anno fa era venuto a Roma, io l'avevo conosciuto un ragazzino, e adesso si è fatto un grande nome, è diventato uno degli autori più autorevoli sia della RAI che di Canale 5, ed è proprio qui di Carbonia, dove viene sempre, dove ha la mamma, che saluto se è fra voi. Sono molto felice di essere qua. Grazie, grazie, grazie. Quante donne! Qualcuno anche della mia età. Brave, brave. Sandra, noi siamo molto contenti di ospitarla questa sera. Parlo a nome ovviamente della comunità di questa città che ha aperto le porte. Dicevo mentre lei arrivava che abbiamo avuto il piacere di incontrarla oggi, di starle vicino, di ascoltare dalla sua voce la bella sensibilità che probabilmente ha nutrito tutta la sua vita. E la sensibilità nasce da una combinazione di fattori, un po' di sofferenze e tanta voglia di amare. E credo che l'amore sia la parola che da sempre accompagna ogni giorno della sua vita. Mi piacerebbe che lei ci servisse proprio un pensiero su questo tema, che è universale anche se ognuno di noi lo declina a proprio modo e a seconda della vita che conduce. Mi farebbe piacere che lei in sintesi mi dicesse questo. Grazie. Beh, ho sempre pensato che il bene più grande che noi abbiamo sia proprio l'amore, no? Che la forza più grande del mondo sia l'amore. E che tutto si può avere, tutto si può perdere, come un niente, come non so, quella povera gente di Romagna che magari ha lavorato una vita, sacrifici una vita e poi si vede portare via così tutto quanto. Però l'amore no, l'amore non ve lo porta via nessuno, l'amore è nostro, è il nostro patrimonio più grande. E anch'io, come tutti, no? Ho avuto alti, bassi, disgrazie terribili, però mi ha sempre salvato questo grande sentimento e la certezza che comunque, volendo e amando le persone che sono vicine a noi, verso le quali poi ci sentiamo responsabili, come i nostri figli, no? Che sono la nostra vita, si trova la forza poi di fare tutto. Ecco, questo è il mio pensiero sull'amore. Ma immagino le donne lo conoscono, le madri lo conoscono perfettamente, lo sanno che cos'è l'amore. Allora Sandra, noi abbiamo un po' di regali per lei. Uno arriva, credo, dalle viscere della nostra storia, addirittura prima ancora di una memoria, perché non possiamo raccontare le origini. E lei me ne ha parlato oggi a tavola perché mi raccontava di questa immagine che aveva forte negli occhi, e stasera ce l'abbiamo qua da rappresentare per lei, e poi introdurrò un ospite che è arrivato insieme a lei. Se mi fate un varco, io vorrei il passaggio degli amici di Mamoiada, quindi dei Mamutones e degli Socadores di Mamoiada che sono qua. Io li farò arrivare qua di fronte a noi, così lei da quassù ha modo di respirare questa Sardegna che è la più autentica, proprio perché arriva da lontano e si perde nella notte dei tempi. Se aprite un varco, amici, possiamo far passare qua gli amici di Mamoiada, e a questo punto farei un applauso per i Mamutones e gli Socadores di Mamoiada. Che fanno parte della poesia di questa terra, dell'anima di questa terra. Io l'amo moltissimo, no? Anch'io sono originaria di un'isola isolana. L'isola è meravigliosa perché ha i confini precisi e invece il resto sono sempre incerti, ma noi isolani sappiamo quali sono i nostri confini ed è una forma anche di orgoglio, di forza. Ho visto recentemente in televisione uno spot bellissimo che rappresenta la Sardegna in maniera meravigliosa, sulla birra, no?
bellissimo, che proprio ti esprime l'anima di un popolo straordinario che ha saputo conservare il suo passato attraverso il presente e il futuro, però rimanendo forte e fedele a se stesso. Bellissimo, sono molto... Mi dia la mano, venga con me, la porto dentro questa Sardegna che stasera è qui per lei. Facciamo un applauso agli amici di Mamoiada. Ciao ragazze! Ciao ragazze! Sì, eccoli. Fate un varco, ragazzi, fate un varco. Aprite una strada, no, ma non cado, ci tengo a non cadere. Eccoli. Ah, eccoli. Mammutones e Socadores di Mamoiada. Vi invito a venire sul palco, amici di Mamoiada, così facciamo un ritratto insieme alla signora Milo. E a questo punto venga Sandra, io vorrei vicino a noi un altro gradito ospite di questo evento. E lui è stato un po' uno dei padrini del Sulcis Ecclesiente Spone, perché lo ha tenuto a battesimo anni fa insieme agli organizzatori, alla comunità di Carbonia, e ci fa piacere che questa sera sia con noi ancora una volta. Lo accogliamo con un bel applauso. Demo Mura, eccolo qui. Buonasera, siete l'unico posto in Sardegna che quando io entro e fa un tentativo di applauso, che l'applauso vero lo state per fare, non è vero? No, scherzo, però mi sono venuti i brividi, Sandra. Devi sapere che Carbonia per me, quando da sardo vero, e a me manca troppo la Sardegna, come può non mancare l'unica isola dove gli isolani sono persone che sorridono, che sanno che cos'è la fatica, ma sanno anche compensarla con grande onore, perché l'orgoglio che abbiamo noi sardi, perdonatemi, non ce l'ha nessuno, e io sono orgoglioso di essere tornato a Carbonia. Grazie di avermi avuto ancora qua. Sandra è, credo, in assoluto l'unica icona che ha passato, non per età, ma per arte, per amore, per il lavoro che fa, per la donna che è, ed è di quelle che, se andate a vedere su Wikipedia, la W è minuscola, ma la D di donna di Sandra Milo è grande così, come il suo cuore. Ed è vero che è così. Meraviglioso. Ma io stasera volevo dire, Sandra, lo posso dire, vero? Io e Sandra, lo dico. Sì. Vabbè, sicura? Non so cosa vuoi
vuoi dire? No, perché non si dovrebbe Ho dire. terrore quando no, fai sta premessa. No, Demo. la premessa. Io e Sandra ci sposiamo a Carbonia domenica prossima. Ve l'avevo detto degli Ma amorosi trascorsi. Siete tutti invitati. Siete tutti invitati. Quindi, se il Sulcis Ecclesiente espone, io vi espongo la più bella donna, compagna, amica, moglie che ci possa essere. Inizia con la S, il nome è Sandra, glielo facciamo dire tutti insieme? Sì. Sandra! Ma- E Demo Mura, Domenica Sposi. Grazie. Io Sa- sono una donna e tutte le donne sono meravigliose. Vero, tutte, vero, tutte, vero, nessuna vero, esclusa. vero. Perché sono tutte delle eroine. Magari non lo sa nessuno, salvo nell'ambito familiare, quei pochi. Però siamo Un'ansia. meravigliose, meravigliose. E su queste parole ovviamente Guarda la che meraviglia bello. della Sardegna intorno a noi. Meraviglioso. Sì. Guarda. Bravissimi. Oh, ma siete molto forti perché è una danza. Un applauso, sono faticosissima, straordinari, eh? Demo, Demo, quel gesto lì del laccio che emozione. è il portafortuna davvero, perché solitamente quando prima ci siamo letti. Auguri a tutti. Tanti auguri di 100 anni a tutti, questo è grande. State con noi ragazzi, anche perché vorrei sul palco 2 interventi brevissimi. C'è una persona, e quindi con lui ringraziamo la Regione Sardegna, che ci ha dato una mano affinché questo evento potesse avere una sua storia, un altro capitolo da sfogliare, ed è l'onorevole Michele Ennas. Vorrei che fosse con noi, lo vorrei vicino al sindaco che lo accompagna, anche perché è qua per porgere i suoi saluti e i suoi omaggi alla signora Milo. Grazie. Ben Ecco, trovato. sindaco. Ci farebbe piacere ascoltare il suo saluto, onorevole Ennas. Molto gentile. Grazie, buonasera a tutti. Io porto i saluti, come tu hai detto Giuliano, della Regione Sardegna, in particolare del Consiglio regionale, che quest'anno si è impegnato proprio per trovare le soluzioni affinché questa manifestazione entrasse nel circuito dei grandi eventi e potesse ancora di più, dopo la 17ª edizione, crescere ancora. Il risultato è di fronte a tutti. Abbiamo potuto ammirare la grande manifestazione del Ballo Dundu, il più grande forse che c'è stato finora, ma in generale la possibilità per i nostri espositori e in generale per un territorio che in tutti i modi sta cercando di rilanciarsi e di crescere. Oggi credo che ieri e oggi siano state giornate importanti per Carbonia in particolare, ma per tutto il territorio. Questa è la strada che stiamo cercando di seguire, quindi complimenti a voi, complimenti a tutti gli organizzatori, a tutte le associazioni e a tutti gli espositori che hanno lavorato, e anche, mi permetta, l'amministrazione di Carbonia che è sempre presente vicino a questo evento. Grazie a tutti. Un altro intervento, e questo è un regalo per Sandra. Demo, poi tu ne dovresti avere uno e Sì, spero ma che non sia è adesso, è dopo. dopo. Ok, sì. Ecco, le campane, ma ci fanno compagnia nel corso del pomeriggio, mentre si accompagnano. Io vorrei vicino a me un giovane ragazzo di 23 anni che ho già avuto modo di parlare con lei e gli ho detto: vieni sul palco in 10 secondi, dimmi cosa una signora che ha vissuto
ancora da insegnarci e che cosa ti ha trasferito dentro. Facciamo un applauso a Enrico, un applauso forte forte forte. Buonasera. Ci tengo moltissimo, aspetta, fai finire le campane altrimenti non ci capiamo. Mentre prepariamo già il musicista che accompagnerà il ballo di Serbariu, perché vi ho detto che questa prima parte la vogliamo chiudere con questo omaggio alla formazione di Carbonia Serbariu Santa Giuliana, che festeggia quest'anno 40 anni. Sto prendendo tempo perché io parlerò finché le campane non taceranno. Sindaco, me lo permette, vero? Oggi mi sento un po' anch'io primo cittadino come lei e qua devo un po' governare i tempi, e vi ricordo già che nella seconda parte, dopo la partita che vedremo insieme, ci sarà spettacolo, musica, balleremo e ovviamente con Demo Mura avremo delle sorprese che voi non vi immaginate nemmeno. Enrico, adesso vai. La bellezza non è un bisogno, ma è un'estasi. Non è una bocca asciutta né una mano vuota protesa, è piuttosto un cuore brillante e un'anima incantata. Proprio su questo aggettivo volevo soffermarmi, incantata, perché la risposta che ho dato a Giuliano quando mi ha chiesto una prima impressione per il tempo e per l'occasione unica che ho avuto di condividere dei momenti con la signora Milo e di ascoltare le sue preziose lezioni che oramai sono sempre più rare e che dimostrano quanto in realtà sia giovane ed attuale, perché la giovinezza, lo ricordiamo, è uno stato mentale, come sia molto più avanti di tanti giovani che, credendosi avanti, dicono nonno aspetta, fai un passo indietro, fai venire avanti me. Me l'ha raccontato quando per esempio è stata di ispirazione a un giovane durante la pandemia, ridonandogli il senso e il piacere di vivere, perché ha espresso anche quando ha ricevuto il premio alla carriera questo autunno a Cagliari, tutto l'amore per l'isola e tutto l'amore per la vita, perché vivere ai tempi d'oggi è sempre più difficile, ma guardando la signora Milo si può dire che ne valga la pena, e che per me mai Madrina fu più azzeccata per una manifestazione come il Sulcis Ecclesiante espone, dove non si espone l'essere limitato come la geografia ci insegna, perché dicono il Sulcis è limitato dal mare e dal massiccio. No, è delimitato. Quelle sono le sue ricchezze, ma anche tante croci. Ecco, grazie alla Giunta, grazie a Mauro, grazie a Giuliano, il Sulcis Ecclesiante dà un colpo di speranza, si riunisce ed espone l'amore per la propria terra, l'amore che si concretizza nella signora Milo, l'amore che si concretizza in tutti noi che siamo qua in piazza a viverne, ad assaporare. E allora, come la signora Sandra ha potuto dire, è difficile essere felici al giorno d'oggi, ma bisogna essere nostalgici della felicità, perché sapendo che cosa essa è, un giorno ci verrà sempre voglia di cercarla, di fare tante esperienze, di non abbandonare mai la speranza e di arrivare alla veneranda età di 90 anni con l'entusiasmo e con l'ispirazione di un giovane. Grazie signora Milo, grazie Giuliano, grazie a tutti. Fermati che ti risponde Sandra, vada. Un ragazzo meraviglioso, bellissimo come la Sardegna, con tutto l'orgoglio nel portamento che è tipico del popolo sardo, e poi ha detto delle cose molto belle, molto poetiche. È difficile sentire un giovane parlare, esprimersi così. A me proprio mi ha aperto il cuore, perché dico, ma allora i giovani ci sono che valgono, ma allora il futuro esiste, c'è, perché sono loro il nostro futuro. Grazie infinite per essere Enrico, come sei. Grazie a basta parole, dai un bacio alla signora Milo da parte di tutti noi. Evviva Sandra Milo! Evviva Carbonia, grazie dell'abbraccio che ci ha donato oggi. Allora, Ragazzo meraviglioso. noi adesso credo che Demo abbia una sorpresa per lei, e poi io vorrei congedare, ma col cuore e con amicizia, per questo loro ulteriore gesto di Sardegna che ci hanno offerto stasera, gli amici di Mamoiada, Mamutones e i Socadores. Grazie davvero. Abbiamo detto immagine simbolo, ma in realtà tratto dell'anima. Grazie davvero, grazie di cuore. Allora. Mentre vanno via i Mamutones e i Socadores, ci raggiungono sul palco gli amici di Santa Giuliana del gruppo folk di Serbariu, e così adesso dirigiamo un po' il traffico. Aspetta un attimo. Sembra di stare al centro di Cagliari con però, le vie però chiuse. venite qua al centro, allora, aspetta, così, che anche delle nostre telecamere. Vai Demo, tu sei tutto. Allora, neanche Raffaella Carrà, la buonanima, bellissima, grandissima artista, amica, fate un applauso perché da lassù è lì sempre che dirige e sarebbe orgogliosa, perché, allora, questa signora, aspettate, facciamola bene, questa signora quanti anni ha?
86. Per la questura di Carbonia 91, lo sai, sì. 86 anni, fate un applauso. È che è qua venuta apposta da Cagliari. Perché? Ferma Sandra, aspetta, tienimela lì la futura moglie. Allora, dunque, quella signora lì, lei la conosce? Sì, la conosco. Da quanti anni che lei sta pensando? Una cinquantina d'anni. Quindi, e l'ha conosciuta sia in Sardegna, aspetta, sia in Sardegna che a Roma. No, l'ho conosciuta a Roma e qui perché la zia di Ottavio era Maria De Lolisi. Quindi era la cognata del marito di Sandra, Ottavio. E il nipote. Sono io Maria Brughetta. Allora adesso ve la presento. Intanto prima mi ha detto in latino, non mi faccia schistionai. E come vedete, Deo se fendi schistionai. Allora, dopo 50 anni, Sandra Milo è qui, vattela ad abbracciare, va! La Sardegna che si riunisce! Per un attimo ho pensato ci fosse una figlia nascosta di Sandra Milo in giro per il mondo. No, è un'altra storia. L'orologio del dottor Azzori l'hanno data a Ottavio. Questo è l'inizio, dura 3 ore e mezzo, ve lo dico. La conosco da Dura quando 3 ore ero e bambino. Sono andata sempre da signora, il professore Alcesti e tutto. Aspetta. E poi sono venuti anche a Giorgini. E meno male mi ha detto Pure gli amici di Servario. Stanno tutti. Pensa se lo facevo parlare. Maria, la figlia di signora Filomena, quella si sente con un'altra ragazza di Giorgi, capito? Sedetevi, Rita state Trullo. comodi. Rita Chiamate Trullo bar, è stata cornetto anche e caffè perché dura un'oretta. Ida è morta o viva? Sono solo 50 anni La da mamma di raccontare. Ottavio. La mamma? No, è morta. È morta, sì. C'è Maria Grazia? No, c'è anche, sì, Maria Grazia. È morto anche il marito di Maria. Bene, chiamate il prete e mettiamo il confessionale. E poi c'è il professore, l'altro che era in Sicilia, come si chiama? Il fratello di professor Alcesti. Siamo solo al primo matrimonio, Era 4 ne uno- mancano. Quello che quando è andata attimo. signora, perché il signor Maria aveva perso allora un bambino, e 2 ne ha perso. La zia. Peggio per voi che siete venuti. Allora, Io ve l'avevo detto adesso ieri. però, siccome è giusto, tanto fate un applauso a questa signora che è venuta apposta da Cagliari oggi per salutare Sandra, perché guardate, è tutto vero, La storia, poi adesso c'è un libro alto così che scrivono, ma come tutti noi sardi, questa cosa è una cosa che Mariolina ci tiene, ha fatto preparare, non sto scherzando, a Gergei, perché loro si sono conosciuti là, i dolci sardi che rappresentano l'omaggio che Carbonia fa in questo momento, perché siamo qua, glieli do io, Mariolina, glieli posso dare da parte tua? Glieli posso dare? Questi sono tutti per te? Sì, sono molto simili a quelli del nostro matrimonio, ma voglio dire, è un attimo, è un Così attimo. ti ricordi, io ti do del tu, scusa. Si danno del tu. dopo Si danno 50 del tu. anni. Poi date lei. Ottavio come sta? Ottavio Come se sta? fossimo... C'era da Ottavio tanti c'è anni, ancora? poi, Ottavio c'è Elena, ancora? Non lo so, nei paraggi mi hanno detto, Sta chiedendo se... Niente, stare in via No, all'inizio Lattanzio. abbiamo pensato, hai detto, c'è la figlia segreta di Sandra Milo. No, è tutto... Allora, siccome qua il racconto temo che finisca stanotte a mezzanotte. Allora io farei una cosa, siccome Sì. c'è la partita che incombe, ma Buonasera, soprattutto un buonasera. omaggio da fare, mi hai dato sto dolce, Sì, 10 questi kg sono per pesa. Sandra. Veramente. Io farei un applauso. La signora come si chiama? Mariolina Brughitta. Maria Brughetta. Maria Brughitta, applauso per Maria Brughitta. Allora, Che Dio la benedica, Maria. domani Grazie. nell'inserto dell'Unione c'è tutta la storia. Chi la vuol- A capitoli abbiamo Sì. la prima puntata. Ricordatevi, quando uno ti dice non mi faccia schistionai, chistionerà. Va Allora, bene, un grazie applauso, davvero grazie. a Maria. Io non voglio abusare oltre della pazienza, della gentilezza di Sandra Milo. Più tardi poi avremo modo di abbracciarla ancora. Io vi chiederei di fare un applauso meraviglioso. A Sandra, come no? A voi. Vieni, Mariolina. Grazie. Io lo sento, lo vedo dai vostri sorrisi, sento il vostro affetto e sono commossa, mi fa un piacere enorme, perché la cosa più bella che possa capitare è essere amati. Grazie, ma anch'io vi amo. Allora, Anch'io. vieni Mario.
Io accompagno Mariolina. Mariolina, Un applauso io- perché è venuta qui apposta per noi, per voi, per Sandra. Grazie. Fra 20 anni si rivedono, hanno altro da dirsi. Grazie Ciao, Maria. grazie Mariolina. Grazie. Sì, un attimo. Sandra, tu mi dai del tu, io ti do del tu. Venga Andiamo. Sandra. Mariolina, venga, fate l'applauso mentre esce. Allora, facciamo una cosa, io e lei. Tirate sulle mani tutti, tutti quanti, perché ci facciamo un selfie insieme alla signora Sandra e poi lo condividete tutti. Si metta di spalle, signora. Allora, sulle mani tutti, in alto. Grazie davvero. E questi sono i costumi, gli abiti Sono tradizionali bellissimi, di Carbonia, bellissimi. Serbariu, nello specifico che è il nucleo Immagino che storico. i ricami sono tutti fatti a mano. Mi sollevate vero? un attimo il microfono Si della signora tramandano, Milo, Eros, perché non la sento io che sono qua. Lo C'ha sollevate un attimo. problemi? No, adesso sollevano un attimo il volume, prego, parli. Va bene, mi sentite? Sono dei costumi meravigliosi. Ammiravo anche i ricami, che penso che siano stati fatti a mano, tramandati, no? Che bello, com'è emozionante. Com'è bello il passato che sta vicino a noi, addosso a noi e ci accompagna ed è qui. Ed è meraviglioso, perché se siamo quello che siamo lo dobbiamo a chi ci ha preceduto, non è vero? Grazie. Grazie davvero. Allora, noi ci accompagniamo verso l'uscita, vi lasciamo in compagnia del gruppo folk Santa Giuliana di Serbariu, Grazie. di Efisio Puddu che li accompagna. Questo è il miglior modo per festeggiare 40 anni della nostra storia, della storia di Carbonia, della storia degli amici di questa associazione culturale. Evviva Sandra Milo, evviva la Sardegna! Evviva la Sardegna, evviva le donne di Sardegna e anche gli uomini naturalmente. Buon proseguimento, dopo il gruppo folk la partita e che vinca il Cagliari!
Sandra, non la faccio nemmeno alzare, però mi ha detto voglio vedere la danza. E voi è come se aveste ballato solo per lei stasera, perché vi ho visto proprio concentrati sul suo sguardo. Vuole dire una cosa a questi giovani? Ma sono meravigliosi. Ma io credevo che fosse una danza semplice, invece è complicatissima, sono dei passi veramente complicati. Bravi. E voglio fare i complimenti a quel signore che ha ballato tutto il tempo senza smettere mai di sorridere. Bravo! Vieni Massimo, perché questo signore è il presidente del sodalizio, 40 anni di storia, siamo noi! E con te voglio ringraziare per il wifi Medianet che ci ha dato un supporto per la partita sia ieri che oggi, per l'evento che trasmettiamo in questa piazza. E poi vi devo vuoi dire una cosa Massimo? Perché poi chiudiamo con Teulada che deve andare via, gli abbiamo promesso che ci regalavamo una danza prima della partita. Io vorrei che tu spendessi una parola. Io vorrei ringraziare ovviamente sempre il Consorzio Fieristico Sulcitano che probabilmente, forse siamo mancati a 1 o 2 edizioni probabilmente, ma noi diciamo che siamo sempre stati presenti dalla prima edizione, ne sono passate ben 17. Quest'anno poi per noi è una ricorrenza particolare perché festeggiamo i 40 anni dalla nascita del nostro gruppo folcloristico. Fu lontano, vabbè, 40 anni or sono che Don Antonio Sorgia, allora sacerdote e parroco di Serbariu, fondò insieme al fratello il gruppo folcloristico Santa Giuliana. E per 40 anni con un po' di sacrificio però siamo riusciti a continuare e a portare avanti le nostre tradizioni di Serbariu un po' in tutte le piazze sia della Sardegna che fuori mare. Io vi ringrazio nuovamente il Consorzio di averci dato l'opportunità di essere qui quest'oggi e a Meras Annus. Grazie di cuore. Ci vediamo più tardi noi, perché con voi riprendiamo dopo la partita. Quindi grazie davvero agli amici del gruppo folk Santa Giuliana di Serbariu, Carbonia, 40 anni di storia. Allora dobbiamo stare dentro 4 minuti massimo, perché abbiamo un ballo, ma abbiamo anche un dono che verrà consegnato dalla presidente del CCN di Il Bono, Agnese, e dalla presidente del gruppo folk, Carla, e dall'assessore Carla. No, allora mi avete scritto delle cose, ma chi scrive questi messaggi? Venite qua, faccio prima, venite qua. Allora c'è l'assessore del comune di Il Bono invece del sindaco e c'è la presidente del CCN di Il Bono. Non le bastava, voleva essere anche la presidente del gruppo folk. Se volete scrivermi anche il codice. Chi è la presidente? Allora, io sono la presidente del CCN di Il Bono, del gruppo folk. Ah, c'è anche il mio amico Bruno. Allora siete in 3. Allora un applauso forte perché questa rappresentanza di Il Bono, che è uno dei centri più belli della Sardegna, e anche la piccolina, come ti chiami? Adelaide. Sono qua per porgere un pensiero al sindaco. Allora vi ringrazio tutti, io sono Carla Laila, assessore del comune di Il Bono e facendo parte delle città dell'olio. Visto l'invito vogliamo dare il nostro segno come città dell'olio al comune di Carbonia. Grazie mille a Il Bono, è stato un piacere avervi qui, spero siate stati accolti benissimo, grazie, alla prossima edizione, grazie mille. E allora abbiamo anche da parte nostra, io sono il presidente del gruppo Folco del Bono, ringrazio questa bellissima platea, comunque Giuliano per questa bellissima serata, mi sono permesso di portare un dono al signor sindaco di Carbonia, e un dono anche al nostro amico Giuliano, prodotti della nostra terra, miele e mirto al miele da Sodelo, roba che fanno nell'azienda agricola mia figlia. Quindi grazie a voi. Grazie di cuore. Grazie a voi. Ringraziamo davvero gli amici di Il Bono. E adesso io e Adelaide, invece, come presidente del centro commerciale Naturale, vogliamo omaggiare il direttore artistico e colui che organizza queste bellissime manifestazioni, Giuliano Marongiu. Ade, glielo consegni tu? Adelaide? Ade. Lo devi consegnare. E un abbraccio grande alla signora Milo da parte del comune di Il Bono Ogliastra. Grazie davvero, grazie.
Grazie di cuore. Allora io lascio qua un attimo gli omaggi. Chiudiamo con questa danza bellissima. Ringrazio il gruppo folk Pro Loco di Teulada, tra gli ospiti di questa serata meravigliosa. Ringrazio Mariano Serra che li accompagnerà. Ringrazio voi che vi guarderete la partita, tifiamo tutti per il Cagliari. Un abbraccio, fin qua è andata bene e dopo la partita balleremo e canteremo insieme. Applauso per Teulada! Scusami un secondo. Allora, ci sono 3 macchine. Dove sono queste macchine? Nello spazio lì della parrocchia. Una Doblò blu, una Panda grigia e una Golf bianca. Ripeto, una Doblò blu, una Panda grigia e una Golf bianca, perché ostruiscono il passaggio e ci sono delle urgenze, devono andare via. Vi prego di spostarle immediatamente. Chiedo scusa. Teulada.